Allora, in questo video mostrerò come fare dei, non proprio trucchi, ma delle specie di pezzi a Call of Duty Black Ops 2 Zombie. Vabbè, sono ancora all'inizio, tra poco vi troverete subito alla fine, tranquilli. E vabbè, buon divertimento. Allora, come avete visto fate la turbina, che è abbastanza semplice, perché ormai lo sanno fare praticamente tutti. Ecco, questo pezzo lo potete trovare sia qui o nella seconda mappa dove vi troverò. Questo pezzo è molto importante, vi servirà per fare questa specie di trucco che vi insegnerò. Allora, questo pezzo di norma bisognerebbe metterlo qua, ma voi non lo mettete qua ancora, aspettate, ve lo tenete e non lo mettete, molto importante non metterlo. Uccidete un po' di zombie e si parte. Beh, Pullman, la grafica non è delle migliori, ve lo dico, ma c'è poco da fare. Bene, ora siamo qui alla seconda fermata. Allora, aprite questa porta, ma sì, andate qua sotto, c'è questa montagnina, andate qua sopra. Quando avete il pezzo per il pullman, non lo mettete il pullman, ma lo mettete qua sopra. Quando siete qua, vabbè, pigliate 2 volte X per salire. Ora attenzione, qui vedete c'è un pugno elettrico, il tirapugni taser, si sente una specie di guanto che hai alla mano e che con un colpo uccide gli zombie anche al 12° round. Ora ve varie, ecco questa cosa fatelo, non lo fate come ho fatto ora all'inizio io, fatela alla fine quando avrete 6.000 euro, soldi, punti, via, come cazzo si chiamano, per comprare il tirapugni, che alla fine non è molto difficile morire quando hai il tirapugni. Poi secondo, questo non è un pezzo ma è un luogo che ci sarà fra un po' nella fattoria praticamente, e vabbè, vi farò vedere. Beh, noi siamo alla terza fermata alla fattoria e qui non dovete fare niente, se volete aprire andate, non è niente di speciale.
restate qua e vabbè, vi uccidete gli zombie, quando ripartirà il pullman vi farò vedere. Ecco, ora che sta partendo il pullman, salite quando siete qui alla fattoria. Ecco, ora che sta a partire, guardate che avere qui, quando arrivate ai campi di grano, che troveremo fra poco, spero che c'è la lava, e ecco, tra poco inizieranno ad esserci dei campi di grano. Allora eccoli, ecco, avete visto qui c'è un buco. Ora troverete quelle scimmiette del cazzo che beh, possono uccidere. Ecco, ora molto facile perdersi, quindi attenzione, dovete trovare un'altra specie di buchetto dove dovete andarci. E no, mi sa che mi ce l'ho perso anch'io. Ecco, mi sono aperto, sì. Quindi ora ritorno indietro e stare sempre sulla sinistra, perché sulla sinistra c'è questo posto, mi sembra. Ormai sono stupidi. Ancora molto difficile trovarlo. Lo ripeto, niente da fare. No, niente. Allora a questo punto possiamo provare dall'altra parte. Questa è una buona idea alla fine. Direi che mi sono perso. Allora ecco, trovato. Bene, ora vi entrerete in Chino del Totem. Strano, E qui c'è un pezzo, lo prendete e questo pezzo vi servirà per fare un'arma che lo troverete alla città. Quando siete alla città vi fermate, aprite la porta e troverete delle casseforti. Per le casseforti lancerete le granate, aprite due casseforti, c'è un'altra stanza bianca, ci andate, c'è un pezzo, ci mettete questo
e due altri pezzi vi farò vedere in altri video. Quindi vabbè, addio, ora morirò. Allora, ciao.